Da Venezia fino a Limana, nel Bellunese, con un clochard nascosto nel bagagliaio. Soltanto all'arrivo, l'uomo, atterrato la notte del 3 dicembre all'aeroporto di Tessera, si è accorto di avere un passeggero. Aperto il bagagliaio vi ha infatti trovato un uomo placidamente addormentato. Si tratterebbe di un senzatetto che da tempo sostava nel parcheggio dell'aeroporto. Si era infilato nel bagagliaio probabilmente per sfuggire al freddo di questi giorni. È stato rifocillato e accompagnato alla stazione ferroviaria da dove ha fatto ritorno a Venezia. Esperienza traumatica in serata per un'anziana residente di San Donà di Piave. Era al piano superiore della sua villetta quando improvvisamente ha sentito suonare l'allarme. È scesa dalle scale e si è trovata di fronte a una coppia di ladri di circa 20 anni, col volto nascosto dalle visiere dei cappellini. La donna al momento si trovava in casa da sola, il marito era infatti ricoverato in ospedale. I malviventi, entrati da una finestra, avevano già svaligiato i cassetti della camera da letto, impossessandosi di alcuni gioielli. Alla vista dell'anziana sono fuggiti di corsa portando con sé il bottino. Tardivo l'intervento dei vicini, che sono corsi in aiuto della donna appena sentita suonare la sirena, ma i ladri si erano già dileguati. Ruba il telefono a uno studente e poi gli chiede un riscatto per restituirglielo. Un marocchino di 42 anni è stato arrestato per tentata estorsione dai carabinieri di Venezia. Il fatto è accaduto in campo Santa Margherita. L'uomo ha prima avvicinato il ragazzo con una scusa, poi con una mossa repentina è riuscito a sfilargli di mano il costoso smartphone. Invece di sfuggire ha continuato a parlare con la sua vittima, chiedendogli 300 euro in cambio della restituzione del maltolto. Il giovane ha finto di accettare per ottenere un appuntamento col ladro, sempre in campo Santa Margherita, ma poi ha chiamato i carabinieri che si sono appostati per assistere alla consegna intervenendo al momento del passaggio di mano.